Bene, eccoci rientrati in studio per l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo a due ricorrenze di questi giorni, cioè ricordiamo il 1° maggio del 1947, la strage di Portella della Ginestra, e ricordiamo l'omicidio di Pio La Torre, Ermanno. Allora, due fatti che hanno segnato la storia italiana. Dobbiamo un pochino tornare indietro, anche perché diciamo, sono due episodi che caratterizzerà, o comunque sono segnali di quello che sarà un percorso abbastanza lungo, diciamo, perché siamo all'inizio della guerra fredda. C'è un interesse a frenare, anche a arginare una possibile avanzata della sinistra, dei comunisti. Ci sono motivi politici, ma poi ci sono anche gli interessi economici dei latifondisti, della mafia. Ma poi è una questione molto attuale, perché se noi vediamo questo avvenimento come Stato-mafia, è esattamente quello che sta succedendo adesso. Cioè lo Stato interveniva e gestiva naturalmente i movimenti, diciamo, anche insurrezionali della Sicilia del dopoguerra, perché sostanzialmente, parliamo del bandito Giuliano, quindi del Portella della Ginestra, era un partigiano prima, poi è diventato bandito, ma era bandito perché non andava bene a un certo tipo di politica. E poi l'altro interrogativo, a Portella della Ginestra solo il bandito Giuliano, o forse c'erano delle forze extra fomentate da un certo tipo di politica che in questa sorta di irredentismo dei vespri, e diciamo che sono i vespri siciliani questi, cioè interpreta il nostro bandito Giuliano una indipendenza della Sicilia che è sempre stato il cuore del movimento naturalmente insurrezionale siciliano fin dal Medioevo. E questo è appunto l'argomento che dobbiamo affrontare oggi, ma poi abbiamo, non contemporaneamente, molti decenni dopo, abbiamo Pio La Torre, che è un'altra figura importante di una Italia che vuole cambiare, ma il sistema politico lo impedisce. E vediamo come finirà il bandito Giuliano e poi come finirà appunto l'altro personaggio, certo, che è molto importante per capire effettivamente Stato-mafia fin dove arrivava, ed è attuale visto il risultato e il verdetto finale della Corte, diciamo, di Cassazione, che praticamente azzera tutto. Sono successi i reati, sono stati fatti degli omicidi, però ormai non sono più perseguibili. Dopo quanti anni? Ecco, il sistema è questo, speriamo che cambi soprattutto il concetto di Italia. Gli italiani sono lo Stato, i politici non devono maltrattare lo Stato. Certo. E con noi abbiamo un personaggio che certo, abbiamo due ospiti, e il secondo ospite naturalmente un collega della Sicilia che ci aiuterà a capire meglio questa situazione. Certo, certo. Allora presento chi ci accompagna e cerchiamo, con loro cercheremo di ricostruire un po' questi eventi. Ringrazio e saluto in studio Settimo Gottardo. Buonasera Gottardo. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi, è un ex parlamentare della Democrazia Cristiana, soprattutto è stato per anni sindaco di Padova. E saluto in collegamento Maurizio Ortolanna. Buonasera Ortolanna. Buonasera. Buonasera, buonasera. È stato un funzionario di polizia, è anche un autore, Io sbirro a Palermo, dove ha raccontato un po' quella che è stata la sua esperienza di poliziotto, di funzionario di polizia, lavorando appunto in Sicilia e a Palermo in particolare. Allora, Ermanno, noi iniziamo da Portella della Ginestra e sicuramente, come dicevi tu, uno dei fattori caratterizzanti che sono manifestati dopo con l'arrivo delle forze anglo-americane in Sicilia è stato quello del movimento indipendentista. È nato proprio addirittura poi in seguito si è formato anche un piccolo esercito.
Si è formato un esercito spontaneo, si è formato un esercito che voleva proteggere la popolazione da soprusi che la politica e la mafia faceva, quindi non è detto che fosse totalmente mafioso il nostro naturalmente bandito Giuliano. Non solo, ma io ricordo che addirittura a quell'epoca, parliamo degli anni, fine anni 40, il bandito Giuliano rappresentava per i giovani dell'epoca un punto di riferimento. E si diceva, giochiamo al bandito Giuliano, e allora si litigava anche, dice no, voglio farlo io il bandito Giuliano, perché era quasi una figura, stranamente, era una figura diventata positiva. E questo era un po' un Che Guevara, professore. Prego, sì, prego, professore. No, volevo dire che era un po' un Che Guevara nel contesto siciliano, poi stritolato poi dalla ragione di Stato e dalla ragione di Stato internazionale. Certo. Tanto per essere chiari. Però lui rappresentava effettivamente una specie di Che Guevarismo reale. Poi quando non serve più viene fatto fuori, l'infiltrato era un suo cugino, certo. Quello che lo ammazza è il cugino. Certo. Quindi più infiltrato di così, erano infiltrati i servizi italiani e americani dentro la stessa famiglia, dentro la parentela, ma lui è stato un Che Guevara a modo suo. Sì. Era un Che Guevara, è che il contesto internazionale muta, dopo Yalta muta tutto, anche la Sicilia è un confine, ma dentro non è più di fare una specie di Sud Corea, ecco. Sì. La 50ª stella americana, una specie di Sud Corea, qualora l'Italia non fosse entrata nella famosa linea di Yalta che la assegnava all'Occidente. Quando tutto questo scenario qui cambia, è chiaro che questi personaggi vengono brutalmente, sono brutali operazioni del potere, hanno solo ragioni politiche, non c'è una documentazione ancora chiara. La documentazione chiara verrà fuori perché questi intrecci con la politica sono sempre archiviati. Quando si apriranno tutti gli archivi, anche del Ministero degli Interni, vedrete che queste cose verranno fuori. Però che il fumus del collegamento, dell'infiltrazione politica internazionale, non solo italiana. L'Italia aveva appena costruito un governo che era ancora molto debole nella sua struttura, era tenuto in piedi dagli anglo-americani, tanto per essere chiari, sia finanziariamente sia come sistema di informazioni. Era un paese stato tutto dalla guerra, non aveva nessuna forza né finanziaria né credibilità politica né organizzativa, quindi venivamo fuori dal disastro fascista, quindi c'era rimasto poco. Allora partiamo appunto dalla situazione storica della Sicilia alla fine della seconda guerra mondiale, e quindi da qui prenderemo spunto per capire la situazione che si era creata in Sicilia col conflitto. In Sicilia, dopo lo sbarco delle forze alleate nel 1943, la fame, la miseria, la disoccupazione pesavano sulle condizioni di vita della popolazione, alimentando il malcontento e dando forza al fenomeno del banditismo e al separatismo locale. La ricchezza era centrata nelle mani delle famiglie mafiose e dei latifondisti. In questo contesto era nato il movimento indipendentista siciliano, guidato da Andre Finocchiaro, figlio di Camillo, già ministro di Grazia e Giustizia del governo Giulitti. I militanti del movimento erano convinti che avrebbero trovato l'appoggio degli alleati e reclamarono subito l'autonomia dell'isola dal resto d'Italia, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli. Ma gli alleati assunsero una posizione ambigua sia con i separatisti quanto con le famiglie mafiose.
L'obiettivo era duplice: avere il controllo dell'ordine pubblico sull'isola e, ventilando la minaccia secessionista, premere su Badoglio a firmare l'armistizio, cosa che avverrà l'8 settembre dello stesso anno. Il movimento indipendentista, vedendo che gli alleati non appoggiavano i suoi progetti, iniziò a contrastare le nuove istituzioni statali, avvicinandosi a mafiosi e gruppi di banditi che condividevano l'opposizione all'autorità statale. Tra i banditi che operavano nella zona di Monte Lepre c'era la banda di Salvatore Giuliano. Soprannominato Turiddu, Salvatore Giuliano era figlio di migranti. Da piccolo contrabbandiere di grano era diventato bandito a 21 anni, nel settembre del 1943, per aver ucciso un carabiniere che tentava di arrestarlo. Era un uomo scaltro e in poco tempo il suo nome divenne famoso e temuto in tutta la zona. Mentre il malessere sociale cresceva tra la fine del 44 e l'inizio del 45, in Sicilia si costituì l'esercito volontario per l'indipendenza, guidato da Antonio Canepa, docente universitario che aveva pubblicato un opuscolo dal titolo La Sicilia ai siciliani, manifesto di un'idea di separatismo come mezzo per l'emancipazione delle classi popolari. L'esercito volontario iniziò a reclutare soldati tra i giovani siciliani, poi, quando la guerriglia con le forze dell'ordine si fece più dura, per rafforzare la propria struttura accolse anche mafiosi e gli uomini delle bande criminali. Nella primavera del 45 Salvatore Giuliano era entrato in contatto con alcuni leader del movimento. Il suo gruppo fu autore di diverse imboscate e assalti alle caserme dei carabinieri e Salvatore Giuliano, da capobanda, divenne colonnello del piccolo esercito separatista. Ecco, questa è un po' la vicenda. Quindi ci può aiutare Maurizio Ortolan in questo periodo storico dove la Sicilia praticamente soffre della sconfitta e dell'invasione degli americani e naturalmente rinasce la volontà di indipendenza della regione, dell'isola. Prego. Quella che è la mia esperienza, per quello che ho appreso lavorando molti anni a contatto con i massimi vertici delle procure siciliane, io posso dire che l'ideale, chiamiamolo così, dell'autonomia e dell'indipendenza della Sicilia è qualcosa che ha accompagnato sempre, è andato sempre di pari passo con il movimento mafioso. Accompagnandosi di volta in volta a quelle che erano le parti politiche che sembravano di più corrispondere a questa aspettativa. E da sempre l'obiettivo massimo di Cosa Nostra, delle organizzazioni mafiose siciliane, è quello di ottenere un'autonomia sotto ogni profilo, non tanto sotto quello politico quanto sotto quello economico. E per fare questo ovviamente non si sono tirati indietro di fronte a commettere omicidi e altri gravissimi reati. E in questo hanno trovato degli alleati di volta in volta, come giustamente è stato sottolineato nel servizio che ha dato inizio alla trasmissione. E questo è stato perché di volta in volta ci sono altri interessi che vengono a corrispondere, a coincidere con quelli dell'organizzazione mafiosa, perché la mafia ha sempre perseguito l'autonomia e l'indipendenza per poter continuare a esercitare il potere, e ogni tanto periodicamente si riaffaccia questo discorso di coincidenza di interessi fra mafia e altre organizzazioni, e solitamente sono alleanze che sfociano. È successo a Portella della Ginestra, succederà successivamente in altre circostanze, in altre occasioni, si accompagnano con gravi fatti di sangue quando vengono a cessare queste comunità di interessi. Certo, allora io passerei immediatamente al secondo contributo, perché ci fa entrare direttamente a Portella della Ginestra, certo, che è quella tragedia avvenuta perché dei contadini della povera popolazione che non aveva possibilità di sopravvivere chiede la possibilità di coltivare la terra, proprio quelle terre che non sono di proprietà ma sono dello Stato, e naturalmente per sopravvivere a una situazione di degrado totale.
All'inizio della guerra fredda, il timore di un'avanzata delle sinistre aveva portato ad un avvicinamento tra le forze politiche statunitensi ed italiane. Nel gennaio del 1947 De Gasperi riceveva da Truman un assegno per la ricostruzione dell'Italia, in cambio di un contrasto all'avanzata comunista, che avrebbe potuto portare il paese sotto l'ala di influenza sovietica. Tra Italia e USA nel 1947 era ancora vivo quell'accordo non ufficiale tra il potere americano e gli organismi mafiosi che avevano fornito supporto allo sbarco alleato in Sicilia. I partiti socialcomunisti, inoltre, erano anche malvisti dalla Chiesa cattolica, che dopo l'unità d'Italia aveva perso buona parte dei possedimenti e che temeva di perdere le proprie influenze ideologiche e politiche. In questo scenario un'azione violenta in Sicilia avrebbe potuto essere utile a riportare quegli equilibri che erano sostenuti da mafia e politica, anche in chiave anticomunista. Il coinvolgimento della banda di Salvatore Giuliano sarebbe stato utile a garantire un capro espiatorio, così da ridimensionare la strage ad un episodio di brigantaggio, piuttosto che qualificarla come strage di Stato. Nel 1947 si tornò a festeggiare il 1° maggio come festa dei lavoratori, che durante il regime fascista era stata spostata al 21 aprile, ossia al Natale di Roma. I lavoratori della zona di Piana degli Albanesi e altri da San Giuseppe Iato e San Cipirello, molti dei quali agricoltori, si erano riuniti a Portella della Ginestra, nel comune di Piana degli Albanesi, a pochi chilometri da Palermo. Un'occasione per manifestare il latifondismo a favore dell'occupazione delle terre incolte e per festeggiare la vittoria del Blocco del Popolo, l'alleanza tra socialisti e comunisti, alle elezioni siciliane, nelle quali la coalizione PSI-PC aveva conquistato 29 rappresentanti su 90, con il 32% circa dei voti, contro i 21 della DC, crollata al 20%. Le condizioni di vita dei siciliani in quel periodo erano difficili, tanto che molti avevano aderito alla manifestazione anche nella speranza di mangiare qualcosa. La manifestazione era incentrata sulla sperata riforma agraria ed era stata preceduta, nell'ottobre del 1944, dall'occupazione delle terre incolte, che era stata legalizzata dai decreti del ministro dell'Agricoltura Fausto Gullo, che cercava così di arginare la povertà diffusa. La strage venne organizzata il giorno prima con una lettera ricevuta da Salvatore Giuliano e da lui subito distrutta. Questi, insieme ai suoi uomini, raggiunsero un promontorio che dominava la vallata. Verso le 10 del mattino, all'inizio del comizio, improvvisamente partirono sulla folla numerose raffiche di mitra, che lasciarono sul terreno 11 morti e 27 feriti, di cui alcuni morirono in seguito per le ferite riportate. I primi colpi erano stati scambiati per dei mortaretti e anche quando ci si rese conto di cosa stava accadendo, la mancanza di ripari impedì a molti di mettersi in salvo. A sparare sui manifestanti, però, non sarebbero stati gli uomini di Giuliano. Il gruppo di Salvatore Giuliano avrebbe sparato a vuoto e non avrebbe colpito i partecipanti, anche perché non dotato delle armi adeguate, mentre i colpi mortali sarebbero stati esplosi da un gruppo di tiratori scelti che non facevano parte della banda e inviati sul posto da mandanti ignoti. Dopo quanto avvenuto a Portella della Ginestra, avvennero altri attentati attribuiti alla banda di Giuliano contro i sindacalisti e le sedi dei partiti di sinistra, utili a mettere in atto una strategia della tensione per provocare una reazione che mettesse in cattiva luce il Blocco Rosso. I volantini lasciati sui luoghi furono a firma Salvatore Giuliano e incitavano a ribellarsi al comunismo. Per i successivi 3 anni le forze dell'ordine porteranno avanti una vera e propria caccia all'uomo per arrestare il bandito più temuto della Sicilia occidentale, che veniva ritenuto il responsabile di quanto accaduto. Prego, Settimo Gottardo. Ma sentendo questo servizio mi è venuto in mente subito un episodio precedente un secolo prima, no, un po' meno di un secolo, che è quello di Bronte, quando guidato tra l'altro la strage di Bronte per opera dei Garibaldi,
che credevano a Garibaldi come liberatore e distributore di terre, e vanno sul serio a Bronte convinti finalmente della loro liberazione, guidati come protagonista da Ippolito Nievo, tra l'altro, li uccidono, li ammazzano, la strage di Bronte. Certo. Perché un conto era liberare la Sicilia dai Borboni, un conto era distribuire le terre, cioè toccare il potere reale economico. Un secolo dopo, la Portella della Ginestra è la stessa cosa. Sì. Trovano qui un esecutore di fantasia, il famoso bandito Giuliano. Dietro a lui c'erano invece i tiratori celti, ma è un'operazione di carattere politico, di difesa dei nuovi confini che erano creati a Yalta. Tanto per essere chiari, né lo Stato italiano era così forte e così avveduto di poter provvedere da solo a questa operazione. Questa operazione era strettamente responsabilità dello Stato italiano, ma dentro un contesto anglo-americano che stabilizzava questa posizione, se no non capiamo cosa succede. C'era un'illusione, proprio esattamente come la strage di Bronte all'epoca di Garibaldi. Finché c'è un'illusione indipendentista e liberatoria va tutto bene. Quando l'illusione indipendentista e liberatoria tocca l'interesse reale della distribuzione e l'occupazione delle terre, i rapporti di potere tra le classi sociali non va più bene. Ma e viene stoccata. Non c'è ombra di dubbio che è così. E lì, scusi professore, sì, comincia la linea in Sicilia, perché è una linea che viene esportata dagli americani, dall'America, della mafia stragista. Certo. Questa linea della mafia stragista che viene utilizzata e fornita di armi e di informazione continua. Io credo, sono tra quelli ottimisti che penso che sia finita con l'arresto di Matteo Messina Denaro. È tutto un lungo parterre che è durato 70 anni, certo. Non 70 giorni, 70 anni. E quindi questa linea della mafia stragista ha un suo collegamento, una sua copertura storica, una sua connivenza statale, ma con lo Stato profondo, non pensiamo allo Stato e ai ministri di turno, no, lo Stato profondo, quello che ha legami profondi internazionali, non confessati, che prima o poi per essere vivi invece dovremmo confessare, dobbiamo squaternare le carte, assumersi le responsabilità che deriva dalla verità. Scusa professore se... No, volevo ricordare che fu Nino Bixio a fare la strage di Bronte. Sì, Bixio, con l'aiuto e i soldi che gli dava Ippolito Nievo, perché Ippolito Nievo era quello che aveva preso in mano la banca di Palermo. Sicilia. Il Banco di Sicilia. E finanziava. Ma chi chiede l'intervento di Nino Bixio sono gli inglesi, perché Bronte era dominio degli inglesi perché avevano comprato terre e coltivavano. No, è la Ducea di Wellington. Certo. I Borboni avevano dato al Duca di Wellington, vincitore contro Napoleone, come ringraziamento per il loro ritorno al potere nel regno delle due Sicilie, avevano dato la Ducea di Bronte. E lì siamo sempre lì. C'è sempre dei mandanti più complessi, più grandi dello stesso Stato italiano. Ma c'è un'altra curiosità però, che sempre gli inglesi alla fine del secondo conflitto mondiale, verso la fine, quindi quando c'è il patto di Yalta, gli inglesi chiedono la spartizione dell'Italia, quindi secondo la richiesta di Churchill l'Italia deve essere divisa e la Sicilia deve tornare sotto il dominio inglese, mentre la Sardegna andava sotto gli americani, la Francia Piemonte, Lombardia eccetera, e quindi la proposta di Churchill è spezzettare l'Italia. Naturalmente chi si oppose fu Roosevelt e Stalin, e di conseguenza riuscimmo a salvare quell'unità che da pochi anni prima, perché parliamo di 80 anni prima, eravamo riusciti a mettere in piedi. Adesso chiederei un intervento di Ortolan in questo senso. Prego. Io anche spero, come ha detto poc'anzi l'ex sindaco, che la fase stragista sia terminata con l'arresto di Matteo Messina Denaro.
però non mi sento di essere così ottimista, nel senso che periodicamente questi episodi così gravi ritornano nel momento in cui viene a cadere, viene a mancare quella pax mafiosa che invece si va costruendo quando gli affari vanno bene. Questo è il problema di fondo. Nel momento in cui si vanno a spezzare certi legami e a rompere certi equilibri, ecco che tornano questi sussulti, questo tentativo di ristabilirli anche a prezzo di tante vite. E un'altra cosa che è importante, che sottolineavo, che diceva il sindaco prima, è il discorso dei soldi. Il discorso dei soldi, il discorso economico è quello che muove la maggior parte delle scelte umane. E abbiamo visto che chi tocca i soldi solitamente fa una brutta fine. Abbiamo visto con il dottor Falcone, tanto per citarne uno soltanto, abbiamo visto ancora con quello che è cronaca fresca, cioè il discorso del famoso dossier mafia appalti che porta alla strage di Via D'Amelio e all'omicidio del dottor Borsellino e dei ragazzi della scorta. Quindi il problema è qualcosa che è un cerchio ricorrente, un qualcosa che si ripresenta spesso nelle stesse condizioni, con circostanze e caratteristiche leggermente diverse, ma in realtà chi va a toccare certi interessi e certi soldi si rischia insomma di avere problemi molto molto seri. Questo però non ci deve impedire di continuare a combattere per cercare di portare avanti un'Italia più giusta, un'Italia migliore, un'Italia più equilibrata, anche sotto il profilo di certi squilibri economici che tuttora possiamo vedere. Grazie. Allora passiamo al prossimo contributo e vediamo come finisce Salvatore Giuliano, cioè la morte di Salvatore Giuliano, e chi sono i protagonisti della morte di Salvatore Giuliano, perché è molto interessante. La neonata Repubblica Italiana la voleva farla finita con il mito del bandito Giuliano, con i quotidiani che riportavano le sue azioni e gli conferivano sempre maggiore notorietà e fama. Fino all'estate del 49 Mario Scelba, ministro dell'Interno, aveva messo in campo forze coordinate dall'Ispettorato di Pubblica Sicurezza per la Sicilia, ma i metodi utilizzati risultarono inefficaci per stanare i criminali. Il 19 agosto 1949, a Bello Lampo, poco fuori Palermo, Salvatore Giuliano compì un'imboscata contro i carabinieri, la caserma locale fu assediata e la strada minata. Un camion di rinforzo inviato dal comando fu fatto saltare in aria e 7 militari rimasero uccisi. La strategia allora cambiò, puntando sull'intelligence per scovare il criminale più ricercato della Sicilia. Si cercò di avvicinare la mafia di Montereale e grazie agli informatori. E in quel periodo che il futuro generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si trovò impegnato contro il banditismo in Campania e in Sicilia. Nel 1949 era nelle forze di repressione del banditismo a contrasto delle bande criminali come quella di Salvatore Giuliano. I carabinieri furono messi in contatto con Gaspare Pisciotta, cugino e luogotenente di Salvatore Giuliano. Il 5 luglio del 1950 Salvatore Giuliano fu ritrovato morto in un cortile a Castelvetrano. In un comunicato i carabinieri annunciarono ufficialmente che era stato ucciso in un conflitto a fuoco, avvenuto la notte precedente con un reparto di carabinieri. Ma la versione degli inquirenti non convinceva. Ad assumersi la responsabilità sarà poi Gaspare Pisciotta, intimo amico di Giuliano, diventato informatore dei carabinieri, che racconterà di avergli sparato nel sonno e poi trasportato il cadavere nel cortile, dove i carabinieri di Dalla Chiesa avevano innescato la sparatoria per permettere a Pisciotta di fuggire e continuare il suo lavoro da infiltrato. Nel 1952 si celebrò il processo a Viterbo contro gli appartenenti alla banda ritenuti colpevoli della strage di Portella della Ginestra. Il processo di primo grado si concluse con la condanna all'ergastolo di 12 imputati, tra cui lo stesso Pisciotta.
Se il procedimento mise in luce chi fossero stati gli esecutori, il mistero restò però su chi fossero stati i mandanti. Un enigma reso ancora più nebuloso dalle dichiarazioni dello stesso Pisciotta, che parlò del coinvolgimento di politici di livello nazionale, nomi che non riuscirà però a rivelare. Pisciotta sarà ucciso nel 1954 con un caffè alla stricnina nel carcere del Lucciardone a Palermo. Ecco, Gottardo, come si fa? Così l'unico testimone che poteva parlare non parla più. Certo. No, sembra, se non si parlasse di cose tragiche, di vite umane tragiche, di uno stupro della vita democratica, verrebbe anche un po' amaramente da sorridere, perché è talmente chiaro, un po' come la sentenza ultima della Corte di Cassazione dice non c'è stata trattativa. Io ci credo, non ho motivi per non crederci, però io dico, ma i delitti ci sono stati, ma gli attentati ci sono stati. Via dei Georgofoli le bombe le hanno buttate, gente è morta, allora che cosa è? Ma non è successo niente? Potete dire che non c'è stata questa la trattativa mafia-stato, però i delitti allora sono venuti come? Chi li ha coperti? Chi li ha mandati? Chi ha fornito le armi? Chi ha fornito la copertura politica? No, non lo so. Ecco, quindi siamo ancora, come si dice, con un grosso peso nella coscienza democratica. Finché? Perché sto Pisciotta era il cugino di sangue, non così un cuginetto di quinto grado, un cugino di primo grado, è un familiare. Certo. E quindi poi sparisce, muore in carcere. E disturbava, perché nell'ultima udienza... Ecco, io ripeto quello che dicevo prima, io voglio sperare, qui abbiamo una personalità di lunga esperienza storica nella polizia, quindi di fronte a lui io mi inchino, però io resto un po' uno che ancora alla fine della mia lunga esperienza politica generale sperare che questa storia delle coperture politiche sia finita con Mattia Messina Denaro, sia finita con lo stragismo, perché le stragi ci sono, perché ci sono le armi e nei paesi moderni il monopolista delle armi sono sempre gli stati. Certo. Non ce n'è, lo Stato ha il monopolio dell'informazione e delle armi, e quando succedono questi attentati qui vuol dire che c'è un frammento di Stato sempre coinvolto. Questo lo dico anche per esperienza personale, passando pure per il periodo del terrorismo che ho vissuto a Padova quando ero amministratore. Certo. C'è sempre una cosa che ti sfugge, che capisci che nel meccanismo qualcuno ci ha messo il dito nel grilletto, ecco. A chi giova quel dito sul grilletto? Ecco, questo è il punto. Beh, giova poi la vecchia cosa, mi hanno spiegato per tenermi buono quando facevo un po' il chiacchierone politico, dice, ma sai, l'invenzione viene dal Brasile, l'ultima. Quando in Brasile c'era stato il colpo di Stato negli anni 60 e i generali dicevano destabilizzare por stabilizzare. Quindi tutta la politica della destabilizzazione che parte dalla Sicilia, ma che entra in tutto il paese. Non è mica vero che la strategia della tensione e la mafia colpisce solo che in Sicilia e fuori dalla Sicilia non colpisce. No, in Italia con quella copertura hanno colpito dappertutto. E allora stabilizzare, destabilizzare, por stabilizzare, dicevano i golpisti brasiliani, e questa teoria e questa pratica è stata venduta in tutto il mondo occidentale, è stata praticata nel nostro paese e non solo in Sicilia. Certo. Maurizio Ortolà, una sua opinione su questa situazione di Portella della Ginestra e della morte del bandito Giuliano? Si può ripetere oggi oppure quell'epoca è finita? Mi sembra che non sia molto convinto, prego. Io purtroppo non sono convinto, ce lo insegna la storia, ce lo insegnano tante esperienze passate. Io credo che fondamentalmente le tecniche, gli strumenti, la non eticità dello Stato sia una costante. Noi non possiamo sperare di avere uno Stato
completamente e pienamente etico. Di conseguenza continuerà a fare ricorso a strategie di stabilizzazione o di destabilizzazione, o contemporaneamente di stabilizzazione e destabilizzazione, sempre per quei famosi interessi economici che stanno a monte di tutto. Quindi io purtroppo non mi sento abbastanza ottimista, proprio perché le esperienze vissute fino ad ora, anche se costellate di molti successi, perché non dobbiamo guardare al singolo successo dello Stato nella lotta alla criminalità, non dobbiamo vedere alle piccole parentesi, che ne so, di Mani Pulite, quando si pensava di aver comunque abbattuto e sconfitta quella che era la corruzione diffusa. Non possiamo pensare che l'arresto di un Riina o di un Provenzano o di un Matteo Messina Denaro sono soltanto delle tappe e dei piccoli successi, ma in realtà la battaglia di fondo continua, e continua con gli stessi mezzi, le stesse metodiche, gli stessi strumenti. E se questo per fortuna è un momento di relativa pace, di relativa calma, non è detto che ciò sarà per sempre. Grazie, ma speriamo che non succeda. Allora, partiamo con l'ultimo contributo, omicidio di Pio La Torre, e vediamo questo personaggio chi era. Il 30 aprile 1982 venivano uccisi a Palermo Pio La Torre e la sua guardia del corpo, Rosario Di Salvo. Stavano andando in auto alla sede del partito quando alcuni uomini in moto con il casco e armati di pistole e mitragliette sparano decine di colpi contro i due. Pio La Torre muore all'istante, Di Salvo riesce a estrarre la pistola e a sparare alcuni colpi prima di morire. Poche ore dopo l'agguato furono fotografate 3 persone vicino all'auto. Giovanni Falcone, il commissario Ninni Cassarà e il consigliere istruttore Rocco Chinnici. Nel giro di 10 anni sarebbero stati assassinati tutti e 3, come La Torre. Chinnici, che aveva avuto l'idea di istituire il pool antimafia di Palermo, fu ucciso il 19 luglio 1983. Una Fiat 126 piena di tritolo fu fatta saltare in aria davanti alla sua abitazione. Cassarà fu assassinato il 6 agosto 1985 mentre stava scendendo dall'alfetta della polizia che l'aveva scortato fino a casa. 9 persone spararono dalle finestre e dai balconi dell'edificio di fronte a casa sua. Falcone morì il 23 maggio 1992 nell'attentato di Capaci. Pio La Torre era un politico siciliano appartenente al Partito Comunista Italiano, uno dei principali esponenti della lotta contro la mafia in Sicilia. Eletto deputato nel 1976, dal 1978 era segretario regionale del partito in Sicilia. Aveva sempre denunciato l'infiltrazione della mafia nella politica e nella società siciliana e aveva promosso una serie di iniziative per contrastare il potere della criminalità organizzata nell'isola. Aveva sostenuto l'istituzione di una commissione parlamentare antimafia e aveva collaborato con il giudice Giovanni Falcone nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. La Torre rappresentava un ostacolo per gli interessi dei mafiosi che temevano che la sua azione potesse minare la loro influenza nella società e nell'economia siciliana. Erano gli anni in cui la Sicilia era il centro di smistamento dell'oppio, gli anni dell'inchiesta dell'FBI battezzata Pizza Connection. I mafiosi acquistavano grosse partite di morfina in Svizzera da un trafficante turco, portando tutto a Palermo, dove erano attive numerose raffinerie per l'eroina. In quel periodo i mafiosi siciliani avevano il controllo della raffinazione, spedizione e distribuzione di circa il 30% dell'eroina consumata negli Stati Uniti, per un giro d'affari miliardario. L'omicidio di Pio La Torre rappresentò un momento di svolta nella lotta contro la mafia in Italia, contribuendo a mobilitare l'opinione pubblica e le istituzioni contro la criminalità organizzata e a promuovere una maggiore coscienza civile nella lotta contro il fenomeno mafioso. Nel 1979, insieme all'allora ministro dell'Interno Virginio Rognoni, presentò la proposta di legge per introdurre il reato di associazione mafiosa nel codice penale, che riteneva fondamentale per contrastare il potere della mafia. Sosteneva che la mafia non fosse solo un fenomeno criminale, ma anche un'organizzazione con un proprio progetto politico, che
che cercava di infiltrarsi nella società e di condizionare la vita pubblica. La proposta di legge di Latorre e Rognoni fu poi approvata nel 1982, pochi mesi dopo l'omicidio del politico siciliano. Ma Pio Latorre si occupava solo di mafia? Assolutamente no. Nel 1981 chiese al partito di tornare in Sicilia anche per combattere la battaglia contro l'installazione di missili nucleari Cruise nella base NATO di Comiso. Latorre raccolse in Sicilia e presentò al governo 1 milione di firme contro l'installazione dei missili. E allora, omicidio di mafia o omicidio politico? Non c'erano stati testimoni, la scena del crimine non aveva parlato, semmai aveva confuso e non c'era una firma. Dopo l'agguato furono seguite diverse piste che non avrebbero portato a nulla. La prima pista battuta fu quella interna, un delitto organizzato in casa per vendetta, un omicidio politico. Del resto le armi utilizzate per uccidere erano di un calibro che veniva utilizzato raramente dalla mafia. La seconda ipotesi avanzata fu quella che vedeva il coinvolgimento dei servizi segreti, perché si scoprì che Pio Latorre era stato tenuto sotto osservazione fino a pochi giorni prima della morte. Perché i riflettori si erano spenti allora, poco prima del suo assassinio, lasciando Latorre da solo? La terza fu la pista internazionale per la sua battaglia contro l'installazione di missili nucleari Cruise nella base NATO di Comiso. Solo dopo molti anni si arrivò opportunamente a stabilire che era stato un omicidio di mafia. Per l'omicidio furono condannati come esecutori materiali e mandanti i pezzi grossi della mafia palermitana, tra cui troviamo i soliti nomi: Salvatore Rina, Bernardo Provenzano e Francesco Madonia. Caro Settimo Gottardo, sì, c'è molta siamo materia. sempre in questo filo della storia, perché adesso ricordiamo la tragedia di Pio Latorre con molto rispetto, ma teniamo che contemporaneamente viene ucciso anche il segretario regionale della Democrazia Cristiana, non solo il segretario regionale del Partito Comunista che era Pio Latorre, ma anche il segretario regionale della Democrazia Cristiana che era il fratello maggiore dell'attuale Presidente della Repubblica Italiana, certo. Mattarella. Il fratello maggiore. Cioè, qui erano interessi nazionali, non solo per l'aspetto finanziario che lasciavano come argent de poche ai capi mafiosi, ma quello era l'argent de poche. La capitalizzazione dell'operazione era di carattere politico, quindi il servizio l'ha ben sottolineato collegandola a Comiso e ad Aviano nel Friuli. Ma queste sono operazioni di carattere, per quello io continuo a dire che questo tipo di mafia stragista, secondo me, io voglio essere un po' ancora più ottimista del nostro grande poliziotto, nel senso che oggi l'attenzione si è spostata in Ucraina, l'attenzione si è spostata altrove, si è spostata in Crimea, quindi ciò che la Sicilia era allora adesso è la Crimea, si è spostata l'asse dell'attenzione internazionale. Per questo io spero che quindi su questi episodi venga fatta luce nelle responsabilità politiche e nelle connessioni internazionali, perché guardate, tutte le grandi tragedie italiane sono ancora tutte nascoste, da Moro a Ustica, a Bologna, i processi hanno fatto le sentenze, la verità giudiziaria, ma la verità politica non è mica quella giudiziaria, Certo. Che no, questo qua ve ne dice uno, se volete facciamo una trasmissione sul motivo per cui dico questo. Ma ecco, quindi ti prendo in parola. Ecco, prenotato per essere, anche per i telespettatori, per essere chiari. Bene, Ortolan, in conclusione, è possibile che qualcosa cambi oppure è soltanto un cambio generazionale e queste cose poi si ripeteranno più avanti? Io, se c'è una cosa che ho imparato dalla mia esperienza nel contrasto alla criminalità mafiosa, a Cosa Nostra in particolare, è che in Sicilia e a Palermo in generale non si muore mai per un solo motivo, ma ci devono essere sempre delle concause. E spesso si è detto che Latorre sia stato assassinato per il suo impegno contro la mafia,
per il suo impegno per far approvare il 416 bis e il sequestro dei beni alle mafie. Mi sembra un po' riduttiva come ipotesi, anche perché ci sono diversi aspetti in questo omicidio che sono poco chiari. Uno è quello che è stato sicuramente sottolineato all'inizio nel corso del servizio, cioè il fatto dell'uso di un certo tipo di munizionamento e di armi insolito per Cosa Nostra. Usarono dei 45 e probabilmente un mitra Thompson. E dovete sapere che Cosa Nostra in particolare non fa mai niente per caso, c'è una simbologia anche nella scelta delle armi e degli omicidi. Il secondo aspetto ugualmente importante è quello che succede una settimana dopo l'uccisione di Pio La Torre. E una settimana dopo che cosa succede? Succede che uno dei partecipanti all'omicidio, un certo Loreto Plicato, viene assassinato, e viene assassinato da un comando di mafiosi e per ordine diretto di dottor Riina. E questa è la cosa, diciamo, che forse per un non addetto ai lavori può risultare strana, ma in realtà su questo secondo omicidio, che secondo me sarebbe ancora adesso il caso varrebbe la pena di indagare a fondo per capire quali possono essere state le concause dell'omicidio di Pio La Torre. E per quanto riguarda il futuro, ripeto, io anche mi auguro che ormai ci siano dei conflitti che si sono spostati altrove, il contrasto fra gli Stati Uniti e la Cina, l'espansionismo sovietico e altre tematiche di carattere internazionale. Ma dobbiamo stare attenti a non abbassare la guardia nei confronti delle organizzazioni mafiose nostre, perché sappiamo quanto sia importante l''ndrangheta, sappiamo quanto sia ancora viva e attuale e efficiente Cosa Nostra, quindi non abbassiamo mai la guardia. Grazie del vostro intervento. Io spero che i nostri telespettatori abbiano capito molto di questo bandito Giuliano, che fu un personaggio che ormai risale a 70 anni fa, che ha avuto un peso notevole nello sviluppo della mafia, quanto lo Stato a quell'epoca con il bandito Giuliano o contro il bandito Giuliano si è mosso non tanto per una questione di giustizia, ma quanto per tenere sotto traccia tutti i reati che aveva fatto per conto dello Stato italiano. E quindi io spero che queste cose, come diceva il nostro ex sindaco Settimo Gottardo, che non succedano più, però naturalmente tenere d'occhio sempre la situazione e controllarla è cosa essenziale, ed è appunto quello che raccomanda Maurizio Ortolani. Grazie del vostro intervento. Grazie a Settimo Gottardo per essere stato con noi, e grazie a Maurizio Ortolani in collegamento, grazie per il vostro contributo, per averci aiutato un po' a ripercorrere due eventi, come ho detto anche prima, molto significativi per la storia del nostro Paese. Adesso, prima di salutarvi, come sempre noi ricordiamo i nostri ospiti silenziosi che ormai da tanto tempo ci accompagnano, e purtroppo ci accompagnano da tanto tempo, perché questo vuol dire che la loro condizione non è cambiata. Di Julian Assange abbiamo parlato nel corso di questa puntata, nell'occasione di questa settimana del 3 maggio, giornata internazionale per la libertà di stampa, e noi ribadiamo il diritto anche dei giornalisti, diritto-dovere di informare, quello che ha fatto Julian Assange diffondendo questi documenti che hanno denunciato i crimini commessi dagli Stati Uniti, in particolare in Iraq e nella guerra in Afghanistan. Continueremo a batterci, a ribadire il fatto che le accuse contro Assange devono venire meno, devono essere tolte, non deve essere estradato negli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato proprio con Joe Biden, che ha fatto un discorso sulla libertà di stampa nella quale in pratica diceva
la stampa è libera, i giornalisti possono dire quello che vogliono, ma l'importante è che dicano quello che va bene a me. E infatti gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di Assange per una possibile condanna a 175 anni di carcere, che significa che morirebbe in carcere. Assange ha fatto solo il suo lavoro, così come hanno fatto il loro lavoro i tanti altri giornalisti che si trovano in carcere, detenuti o comunque messi nelle condizioni di non poter anche fare il loro mestiere, perché l'informazione e il lavoro del giornalista è evidente che dà fastidio al potere nel momento in cui lo contraddice, nel momento in cui lo denuncia per quello che ha fatto. E poi gli altri ospiti silenziosi, che sono, come dire, prigionieri per il loro pensiero, la loro opinione. Parliamo di Patrick Zaki, a cui tra pochi giorni ci sarà l'ennesima udienza di questa, possiamo dire, questa persecuzione giudiziaria. Il 9 maggio tornerà davanti ai giudici egiziani per sentire quale sarà il suo destino, considerando che Patrick Zaki non ha fatto altro che difendere la propria fede religiosa, la minoranza copta, cristiano-copta in Egitto. Per questo è ormai da più di 2 anni perseguitato, sotto accusa, è stato in carcere per quasi 2 anni e attende ancora una sentenza. E poi due donne, Aung San Suu Kyi, leader birmana, anche lei sotto processo da parte della giunta militare che si è creata dopo il colpo di Stato che l'ha deposta, lei già condannata a più di 30 anni di carcere, ormai lo ricordiamo, Aung San Suu Kyi ha avuto il Nobel nel 1991 per aver difeso i diritti umani del suo paese. E infine un'altra figura femminile, una giornalista che è Narges Mohammadi, che anche lei in Iran è per così dire perseguitata dal regime proprio perché si batte per i diritti umani e perché denuncia quello che avviene all'interno delle carceri dove si è trovata anche lei a subire anche delle pene corporali, come ad esempio le frustate. Ecco, per tutti quanti loro noi continuiamo a chiedere che sia fatta giustizia, che possano tornare liberi e soprattutto invitiamo voi a informarvi, a seguire questi casi, a tutti gli altri. Ricordiamo, non ci sono solo questi, ce ne sono tantissimi altri, è una cosa che deve necessariamente trovare una soluzione che noi vogliamo sia positiva. Ci fermiamo qui. Grazie ancora ai nostri ospiti che ci hanno aiutato in questa parte della trasmissione, grazie a voi telespettatori che ci avete seguito e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, come sempre alle 21 con TV7 Match. Buonanotte a tutti.